Buongiorno a tutti, benvenuti alla prima delle 3 sedute che faremo su Tommaseo e la poesia di metà Ottocento. Come già sapete, è la prima puntata, la seconda sarà dopo l'estate a Rovereto e poi magari vedremo di inventarci qualcosa per l'inverno eventualmente. Intanto porto il saluto del presidente dell'istituto, il professor Gian Antonio Danieli, che appartiene alla classe di scienze ma appoggia anche la classe di umanistica dell'Istituto Veneto, e nonostante i tempi che, come tutti sappiamo, non sono particolarmente ricchi. Devo anche ricordare che quando ho insegnato a Verona per alcuni anni, ho frequentato abbastanza intensamente il mio amico Mario Allegri, che forse ancora non mi sente e quindi posso parlare male di lui, perché è arrivato anzi, perché lui mi parlò spesso del Tommaseo, autore al quale ero allora lontano, e poi arrivando a Venezia, Tommaseo è difficile non incontrarlo. Montale ha scritto più volte che nella poesia di metà Ottocento italiana manca un poeta della statura di Baudelaire per la Francia o di Robert Browning per l'Inghilterra. Questo convegno non intende, credo, o certamente, promuovere Tommaseo al rango di questi grandi poeti, però la poesia italiana di metà Ottocento, anche se non vanta presenze paragonabili a Leopardi o Foscolo nella prima parte del XIX secolo, tuttavia è fitta, è dialogica, presenta numerose figure interessanti. Una delle più interessanti credo che sia quella del Tommaseo, come autore e anche come problema di storiografia letteraria e di storiografia senza aggettivi, che sarà, penso, una delle linee dei discorsi che faremo e ascolteremo in questi giorni. E quindi spero che queste 3 sedute siano proficue per ridiscutere alcune categorie tradizionali e la presidenza è della cara collega ed amica Silvana Tamiozzo e mi limito semplicemente a ricordare che gli interventi non dovrebbero superare i 30 minuti e poi dovrebbe esserci spazio per domande e osservazioni in modo da discutere un argomento che alla discussione si presta molto. Grazie e buon lavoro. Allora, grazie naturalmente a Francesco Bruni anche per questa occasione davvero rara e importante di rivisitare l'opera di Tommaseo poeta e la poesia di medio Ottocento. Vi dico subito che il mio ruolo sarà soprattutto, anzi praticamente esclusivamente di passaparola e anche un po' di gendarme della tempistica. Cominciamo subito col professor Amalio Pastorestocchi, che non ha bisogno di presentazione, vicepresidente comunque dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, dove siamo in questa bellissima sala in cui siamo ospitati. Ricordo solo ancora con gratitudine una sua recentissima lezione dantesca a Ca' Foscari, e quindi gli do subito la parola e grazie. Grazie. Ho sentito con dolore che abbiamo solo mezz'ora
di tempo per relazione. Siccome io mi propongo di parlare di Tommaseo e la poesia del Cosmo, penso che per il Cosmo mezz'ora sia un tempo piuttosto strettino, quindi perdonerete se sforerò di qualche minuto. Le poesie di Niccolò Tommaseo, accolte, rivedute e ordinate per l'edizione definitiva del 1872 a Firenze, sono distribuite in 5 parti, ognuna delle quali è distinta da una propria identità di temi e di registri formali, più ovvi nelle prime 4, o almeno riconducibili, nonostante l'indubbia, inconfondibile inflessione tommaseica, a un repertorio non del tutto inusitato nella poesia coeva. Affatto originali, invece, nella parte quinta e ultima. Questa sezione appare, per molti riguardi, decisamente autonoma rispetto alla restante compagine del libro, in primo luogo perché, mentre in ciascuna delle parti precedenti, nonostante la rispettiva peculiare coerenza, non appare radicalmente trasceso il convenzionale assetto di una raccolta discontinua, l'ultima parte sembra adombrare con più voluta e più sostanziale compattezza un progetto gravitante verso una sorta di unità superiore e di maggior respiro. Vi si adunano 40 liriche composte, secondo le date che per molte di esse troviamo segnate, dal 1835 al 1872, ma risalenti in buon numero ai soli 2 anni 1851-1852 e in maggioranza già pubblicate in 2 opuscoli, rispettivamente del 1851 e del 1857, lasciando percepire con queste contiguità cronologiche e con queste collettive anticipazioni editoriali un loro concepimento unitario e il loro essere nate, per così dire, ad un parto. Tuttavia, al di là di queste esteriori contingenti conformità, l'elemento che salda le poesie del gruppo in un insieme omogeneo e coerente e quasi ne fa, come taluni lettori hanno già suggerito, un singolare poema sui generis, consiste nel sostanziale ricondursi di tutte le liriche a un unico tema, diffratto, sviluppato, variato certo in una stupefacente pluralità di modulazioni, di prospettive e persino di metri, eppure sempre riconoscibile nel suo grandioso e costante riproporsi quale contemplazione del cosmo, spazio immenso che la luce penetra e anima con incessante fluire. Ma titoli quali i corpi celesti, lo spazio, i mondi, la terra e i cieli, il mare, la luce e così via, non implicano alcun riferimento all'universo fisico e alla meccanica dei moti astrali, che anzi di una percezione, per dir così, oggettiva e conforme a una realtà o creduta realtà cosmologica, non v'è traccia in queste molte pagine. Lo sguardo del poeta, del resto già avviato alla cecità mentre componeva talune di quelle liriche, non si volge all'universo o a quanto ce ne rendono visibili i corpi celesti, bensì all'immagine puramente virtuale di un oggetto trascendente i sensi del corpo e percettibile soltanto dall'intelletto, e il tutto obbedisce con evidenza a un'ispirazione innescata dalla frequentazione assidua del paradiso dantesco,
alimentata da suggestioni dottrinali e poetiche somministrate dalla commedia e confortata dalla tradizione dell'esegesi biblica che sul fiat lux del Genesi aveva edificato un grandioso monumento teologico. Il lume abbagliante che per ogni dove sfavilla ed esonda come un mare di luce in queste pagine tommaseiche è Dio, che, come scriveva nel XII secolo Ugo da San Vittore, e Tommaseo potrebbe averlo letto, venit ad lucem et fecit lucem ut se manifestaret per lucem. Dante, invero, dà campo in molti luoghi del poema e del convivio anche alle meraviglie del mondo fisico e alla luce di cui si allegrano i nostri occhi corporali, né vengono mai meno in lui l'ammirazione e la umana gratitudine per il sole, quale ministro maggior della natura, o per la bellezza di albe e tramonti terreni. La luce intellettual piena d'amore, che permea il suo paradiso e gliene rende percettibile la trascendente immensità, non gli ha ottuso o cancellato l'immediata certezza che, per esempio, la fisica degli elementi o il semplice moto delle sfere non solo enarrant, come vuole il salmista, gloriam Dei, ma ispirano anch'essi vertiginose emozioni e fomentano la poesia. Peraltro, la poesia, a rifletterci un poco, si è indotti a riconoscere che prima e dopo Dante ha molto raramente e solo incidentalmente prestato un qualche interesse al cosmo reale quale fonte in sé di ispirazione, rivolgendosi piuttosto, anche in Petrarca per esempio, al cielo mitico delle metamorfosi e dei catasterismi, alle divinità celesti e ai loro influssi astrologici, alle contingenze meteorologiche e talora, ma più tardi e più di rado, indulgendo all'encomiastica memoria di qualche scoperta astronomica. Il silenzio dei poeti circa la natura, le leggi e gli eventi del cosmo è tale che fra la commedia e l'età moderna mi sarebbe molto difficile ricordare qualche verso che quegli oggetti e fenomeni rappresenti e interpreti con poetico decoro. Ho rilevato altrove, e qui non vorrei ripetermi oltre il necessario, come a imprimere una svolta in questa sorta di indifferenza sia intervenuto a metà Settecento l'effetto dirompente del supposto Ossian. Infatti, che all'origine delle fortune europee godute dai poemi ossianici vi sia una disinvolta manipolazione letteraria del Macpherson non deve impedirci di riconoscere, più di quanto ordinariamente non avvenga, che quei testi, qualunque sia la loro genuinità, in quei testi, qualunque sia la loro genuinità, abita talora la poesia grande. E grande è il contributo che fino a quasi tutto l'Ottocento essi hanno dato, anche per quel di più che vi aggiunse da noi l'endecasillabo del Cesarotti, a quanto di nuovo o di rinnovato emerge o giace latente nelle opere dei maggiori poeti nostri. È un contributo dei più emozionanti che Ossian abbia offerto alle sorti della poesia moderna è per l'appunto l'acquisizione del cosmo e dei suoi luminari al novero degli oggetti amici e familiari, percepiti, invocati, investiti di sentimenti e passioni e malinconie di poeti che per la prima volta dialogano
come più tardi, come già i bardi e gli eroi ossianici, con il sole, con la luna, con le vaghe stelle dell'Orsa. E il sole, la luna, le vaghe stelle dell'Orsa risplendono fraternamente e piangono anch'essi sulle sciagure umane. Di ciò rendano immediata testimonianza, nella nostra poesia dell'Ottocento, le voci alte di Foscolo, che oltretutto annovera fra i suoi Juvenilia un ossianesco inno al sole, e del lunare Leopardi. Ma su un piano diverso, nella prima metà dell'Ottocento, si riconducono qui anche ben più marginali documenti di costume e di poesia, quale fu la corona di liriche, la Eliofila di Antonio Mezzanotte, pubblicata nel 1842, sul caso reale di una dissennata giovane che del sole si era invaghita ed era morta di quella follia. Più o meno al tempo del fiorire di Ossian, nella cultura sette-ottocentesca irruppe con rinnovate sorti, dopo una specie di rispettosa eclissi decretatagli per secoli, anche Dante, ma per questa parte trovò, per dirla alla buona, il posto occupato. È ben noto che per una lunga fase della sua moderna fortuna, più che il suo universo mistico perfuso di luce intellettuale, piacque in generale l'icastica rappresentazione di persone e di eventi e di passioni tutte terrene, o anche di fenomeni pertinenti però al mondo fisico, dalla meccanica celeste all'arcobaleno, al cader della pietra, alla riflessione e in nuce alla rifrazione dei raggi luminosi, ai segni bui della luna, eccetera. Donde l'ottocentesco affaccendarsi di commentatori, matematici e persino astronomi intorno alle difficoltà esegetiche che non di rado presentano quei suoi scientifici accenni. Tuttavia, per ciò che nell'universo reale la scienza suol far oggetto di indagine, Tommaseo era, credo, costituzionalmente incapace di provare alcun interesse e non curava di informarsene. Della cosmologia o della biologia degli scienziati medievali e moderni gli sfuggivano totalmente ragioni, legittimità, procedure euristiche, come avrebbe dato a vedere quando infelicemente intervenne nella polemica sull'evoluzionismo. L'oggettiva eleganza di un moto celeste che obbedisca soltanto alle leggi di Keplero o di Newton non riusciva a farlo entusiasmare, come altri poeti dell'Ottocento si entusiasmarono per l'ordine mirabile, ma in tutto naturale, del cosmo. D'altro canto, l'educazione impartitagli nel seminario di Spalato dal suo primo maestro Bernardino Bicego, fieramente avverso alla moda ossianica, aveva impresso in Tommaseo una sorta di indifferenza, se non addirittura di fastidio, verso quel dialogo tutto umano con un cosmo a volte solennemente remoto, a volte amico e pietoso, che intrapreso da Ossian vitalmente attraversa tutto l'Ottocento, fino al pascoliano pianto di stelle. Invece, dall'assidua frequentazione quale lettore e quale commentatore della commedia, Tommaseo trasse l'impulso a profondare l'intelletto nel vortice della divina luce, invisibile agli occhi del corpo ed animatrice del tutto, a riconoscere nell'invisibile continuum di quel vorticare l'essenza ultima della realtà, a osare di far parola dell'ineffabile.
L'impresa del commento dantesco, compiuto, secondo una notazione del diario intimo, il 31 dicembre 1834 e pubblicato nel 1837, non è ipso facto all'origine dei versi raccolti nella quinta parte delle poesie, anzi dei componimenti datati, uno solo, Armonia delle cose, risale al 1835 e fino al 1843 non se ne annoverano altri di quel tenore. Convergenze significative emergono invece nelle rispettive cronologie per gli anni 1851-1853, cui appartengono tanto la maggior parte delle liriche cosmiche quanto i ritorni del Tommaseo sul commento per l'edizione milanese del 1854. Risulta chiaro, persino da questi dati affatto esteriori, che il rapporto fra commento dantesco e poesie non è di immediata dipendenza, bensì procede da una lunga riflessione parallela che solo dopo un ventennio giunge a definire nella poetica e nella scrittura di Tommaseo quella visione del cosmo che ne è la più singolare componente. Quanto complesso, quanto irriducibile al semplice misurarsi con un modello sia questo rapporto con Dante, risulta a prima vista da un dato piuttosto banale. La quinta sezione delle poesie, pur nell'ampia varietà di metri e di forme metriche, sia convenzionali come l'ottava, sia inusitate o affatto nuove, quali per esempio le quartine di settenari proparossitoni non rimati, ignora affatto la terzina dantesca. Si veda, al contrario, in qual modo la memoria di Dante palpiti altrimenti, dall'interno, per così dire, in un breve segmento dell'Ode La luce del 1851, sulla distinzione fra la debole luce del cosmo, che sembra abbagliarci ma è pochissima cosa, e l'abbagliante, ma solo per la mente, luce intellettuale piena d'amore che lo permea. Questi che gli occhi assordano lieti di sole, del sole incendi, sono un sommesso gemito, un ruscelletto torbido, rispetto a quel di fiamme oceano che è refrigerio all'anime, sul qual soave volano le melodie degli angeli. Si tratta in effetti di un luogo donde il tema ricorrente della quinta parte e l'intersezione della memoria dantesca emergono con evidenza quasi didascalica. Dal punto di vista formale, Tommaseo vi si misura reattivamente con Dante, in primo luogo nel segmento relativo ai raggi del sole che gli occhi assordano, associando i medesimi sensi di una suggestiva sinestesia dantesca, vista e udito, nell'ardita relazione sinestetica l'occhio assordano, sviluppata per oppositum da Inferno 1,60, là dove il sol tace. E altri riscontri, anche per questo breve tratto di solo 8 versetti, si potrebbero moltiplicare a volontà, soltanto estraendo da 2 soli luoghi del paradiso, 28, 22, 126 e 31, 13, 24, l'intero lessico pertinente non pure al nostro frammento, ma all'intera quinta parte delle poesie, fiamma e fiamma viva, favilla, sfavillare, incendio, scintilla, splendore, eccetera. Soprattutto giova osservare che da paradiso
28, 88, 96, sugli angeli sfavillanti e melodi, e da Paradiso 31, 22, 23, sulla luce divina che è penetrante per l'universo, così come a Paradiso 1, 1, 3, la gloria divina per l'universo penetra e risplende, è mutuata tutta l'impalcatura concettuale sia di quel tratto esemplare di Tommaseo che ho appena citato, sia dell'intera sezione delle poesie, alle quali conferisce, con il suo costante sostegno, la saldezza unitaria di cui si è detto. Può essere che la sistematica rielaborazione delle luminarie sfavillanti nel dantesco empireo importi una qualche ombra di manierata monotonia nell'insieme di siffatti versi. E forse non è per caso se i momenti davvero più alti di questa tommaseica poesia si registrino laddove il programmatico intellettualismo ispirato alla teologia della luce, invece di soverchiare e annullare la realtà del creato in cui siamo consapevolmente immersi, si fonde e si tempera con essa e la esalta, come in questa mirabile stanza dell'Ode del 1851 al mare. Nei tuoi profondi, o mar, la vita ardente del sol si versa, quasi fiume in fiume. Questo sole è ambiguo, è il sole fisico, ma soprattutto è la illuminazione divina, è la presenza luminosa, appunto. La vita ardente del sol si versa, quasi fiume in fiume, galleggia in sulla lieta onda tacente, lieve la luna, quasi argente spume, e rifiorisce in te, mesto ridente, delle sottili nuvolette il lume, e la remota stella in te scintilla, qual di rugiada al sol tremula stilla. Ma il numero del suo ottavo verso, qual di rugiada al sol tremula stilla, e lo volesse o no il malevolo Tommaseo, foscoliano, 1000 di fiori al ciel mandano incensi. Tommaseo è più bello quando non è lui. Sono per l'appunto questi i soli momenti in cui la poesia cosmica del Tommaseo, di regola aliena per molti riguardi dalle ben differenti visioni del cosmo con cui si cimentò la cultura dell'Ottocento, sembra, pur conservando la propria isolata identità, meglio avvicinarsi ad altre esperienze coeve e legittimare un discorso che tutte insieme le coinvolga. Per esempio, nell'Ode di Zanella per l'albo di una cieca, pubblicata la prima volta nella nuova antologia dell'aprile 1870, 2 anni prima della raccolta di Tommaseo, quindi, della raccolta definitiva, diciamo, Tommaseo, si leggono questi bei versi sul sole che illumina persino le profondità marine, ma non splende nella notte della cecità. Versi che per il tema sembrano in certo modo accostabili a quelli orora citati del Tommaseo, eppure ci avvertono che lo spirito ora è tutt'altro. Zanella. Ahimè, sotto la neve passa del sole il raggio e di porpora imbeve il fiorellin selvaggio, chiude la sua scintilla nel crisolito e brilla. Nei cupi alvei marini il vivifico sguardo sentono i gravi echini, gli echini, i ricci di mare, insomma. Si divincola il tardo polipo al tenue lume che traversa le spume.
E tu, ora si rivolge alla cieca, e tu dovrai giacerti nel tuo dolor sepolta e per vacui deserti mover di buio avvolta. Tu che il sol della culla pur vedesti, o fanciulla, era diventata cieca nell'infanzia questa signora. Ma qua giù, osserva il poeta, siamo tutti ciechi alla vera luce. Veggenti e non veggenti unica notte involve, e d'altri firmamenti esce l'alba che solve del creato il mistero e ci posa nel vero. E dunque l'alba di altri firmamenti che ci posa nel vero è per l'appunto oggetto di una fede o di una speranza a cui si rimette un poeta che per ora a quel lume è cieco e si volge soltanto alle cose del mondo, forse traendone ragione di più schietta carità per l'umano. Nella sostanza, perciò, la poesia del Tommaseo rimase senza echi, confinata in una sorta di isolamento, connotata da un acceso, ma forse un po' lambiccato, spiritualismo che non molti erano disposti a condividere di fronte ai già per se stessi affascinanti aspetti dell'universo con cui si rapportavano mediante i loro sensi corporali e alle scoperte scientifiche che giusto allora ne rivelavano sempre nuove meraviglie, prontamente fatte conoscere dalle molte opere di alta divulgazione pubblicate da Louis Figuier e da Camille Flammarion, che con vasto successo anche presso le persone colte in genere. Del Flammarion, in specie, basti dire qui, e solo per confermare quanto certa poesia italiana coeva fosse attenta agli sviluppi del pensiero filosofico e scientifico, che oltre ai molti volumi dedicati all'astronomia, alla paleontologia e purtroppo allo spiritismo, non senza echi per quest'ultima parte in Fogazzaro e in Pascoli, uno ne riservò nel 1867 a Dieu dans la nature, un trattato scientifico-filosofico in verità piuttosto fumoso, in cui di quella divina presenza respingeva sia la visione radicalmente spiritualista, alla Tommaseo, sia le negazioni del materialismo ateo, e la identificava nella immanente force qui manifesta la foi, le plan, la volonté de l'intelligence, la sagesse et la puissance de son auteur. En un mot, la corrélation des forces physiques qui réunit le système de la vie tout entière sous la fraternité del même loi. Un francese trasparente, non occorre tradurlo. È però necessario mettere in chiaro che di queste ipotesi in alternativa non tutto si rispecchia nella poesia attraverso l'opposizione tra, da un lato, la prospettiva spiritualista assunta anche dal Tommaseo e dall'altro lato uno scientismo laico, vuoi di compromesso, come in Flammarion, vuoi irrigidito dalla metà dell'Ottocento in poi nelle formule della filosofia positiva. Tutt'altro. Molti fra coloro cui parve più naturale ammirare il mondo qual è, ebbero fede tranquilla e profonda, o addirittura da Antonio Stoppani, il quale fu, oltre che insigne scienziato, anche poeta, a Giacomo Zanella, ebbero integerrimo stato sacerdotale. Fidenti nella luce divina, ne concepirono intellettualmente il riflesso nel cosmo, eppure seppero ammirare l'opera del creatore, soprattutto nella realtà del creato.
solida eppure misteriosa ai loro occhi. Quando osservavano il firmamento, il loro sguardo, non esclamativo, era invece interrogante, e il loro Dio non si manifestava nel turbine della luce intellettuale, bensì nell'ombra di un arcano disegno creativo, negantesi al nostro intelletto sgomento, come attesta l'abate Zanella in questi bei versi di un'ode del 1866, Microscopio e telescopio. Proprio così il titolo. Tante luci che fanno i mondi che come faro di ignorati porti ora scemano fiochi e moribondi, or con vividi incendi ardon risorti. Donde e quando si mosse, a quali prode veleggia l'universo, alme viventi albergano lassù, liete di lode all'eterno valor sciolgon concenti. Muore la lampa e scuro un vel si abbassa sullo sguardo dell'uomo che sbigottito scorge per entro l'ombra il Dio che passa, novi soli a librar nell'infinito. L'abate Stoppani aveva raccolto i suoi versi di vario argomento nel volume che sono, sia Zanella sia Stoppani erano molto cari a Manzoni, più che Tommaseo. Tra parentesi. L'abate Stoppani avrebbe raccolto i suoi versi di vario argomento nel volumetto Asteroidi del 1879, ma sin dal 1873 ne aveva inseriti alcuni, per noi più significativi, in quel suo libro Il bel paese, che rimane esemplare ancora oggi, quale modello di solida divulgazione scientifica e quale contributo fra i più nobili ed efficaci alla formazione della unitaria coscienza e cultura nazionale di cui stanno purtroppo sotto i nostri occhi lo scempio e l'agonia. Di un certo interesse mi sembra l'Ode al Sole, posta nel libro, nel bel paese, a conclusione della serata nona, nella quale una strofa par quasi elaborare in parallelo con Tommaseo, ma con passo molto meno serrato, il tema medesimo delle due strofe dell'Ode, la luce che ho citato poco fa. Così Stoppani: pallida imago sei di un sol è stampato in tutte maiuscole, pallida imago sei di un sol che splende sempre al meriggio e non tramonta mai, che vibrando i suoi rai in te la vampa, in me lo spiro accende, lo spiro a cui più vera, in cui più bella l'immagine sua favella. Ma qui il discorso su un altro sole ha l'ovvietà di un luogo comune dottrinale, non si anima, mi sembra, della rovellata ricreazione che di quei mistici temi ardisce invece il Tommaseo. Il punto veramente essenziale nell'Ode dello Stoppani sta del resto altrove, cioè nella misura tutta umana dei pensieri che il sole dei nostri fisici cieli desta nel poeta. Così, non privo di una dimessa finezza, è il rappresentarsi la propria morte come uno spegnersi del lume solare negli occhi ormai ciechi. E già forse su me pende quel giorno che a spegnersi verrà la tua favilla sulla cieca pupilla. Tramonterai non visto. E correlato a questo anche il pensiero
di verificabile derivazione ossianica, che in un'era futura il Sole si spegnerà a sua volta e l'universo perirà nell'orrenda guerra degli elementi. Tu splendi, o Sol, ma attonita la terra vedrà i tuoi raggi undi del tutto, d'un tratto spenti, dei ribelli elementi il mondo pere fra l'orrenda guerra. Sono, se si vuole, versi non più che decorosi, eppure suggeriscono una riflessione, credo, non inutile a proposito del nostro argomento. Dante, immergendosi nella luce dell'Empireo, era venuto all'eterno dal tempo, Paradiso 31-38, ed è ovvio che, creato da Dio ut se manifestaret per lucem, l'abbagliante scintillio con cui quella luce pervade l'Empireo e l'universo e che solo l'intelletto adorante percepisce, abbia la atemporale durata della natura divina. Anche al cosmo permeato di luce intellettuale che Tommaseo aveva mutuato, sia pure con energica inflessione personale, dalla medesima teologia della luce che informa il paradiso dantesco, manca, ed è necessario che manchi, la dimensione del tempo, o almeno essa non vi è percepita al punto di darle rilievo quale motivo poetico. Vita e morte del cosmo fisico, in questa visione, sono irrilevanti. Che la luna un giorno si spenga, come nella malinconica meditazione di Carton in un poema di Ossian, o che il sole più non splenda, come immaginano Foscolo nel suo inno giovanile o l'abate Stoppani nella sua ode, non sono eventi significanti per chi nell'universo guardi con fiduciosi occhi della mente soltanto alla manifestazione spiritualmente luminosa di Dio, infinito ed eterno. Al tempo del cosmo, invece, si volgerà alla poesia del secolo XIX per attingerne motivi di notevole originalità. Non so se sia stato mai osservato, ma credo di no, come avviene delle cose troppo vere e troppo evidenti, che fino all'Ottocento il passato e il futuro, concepiti dalla poesia e persino dalla scienza, abbiano una dimensione piuttosto ristretta. Nel pensare in grande il passato prima dell'ora, i poeti non risalgono più indietro dei racconti biblici o, come Leopardi nella sera del dì di festa, degli antichi imperi o infine della storia greca o romana antica. Più incerto e inesplorato il futuro e di fatto la letteratura d'anticipazione è fenomeno affatto moderno. Ma già i poeti latini che augurano a Roma o alla propria fama letteraria di durare più del bronzo, riescono ad immaginare soltanto una sorta di immobilizzazione dello stato presente, né dispongono di altra unità di misura che il secolo, che a loro pare uno spazio mirabilmente lungo. In tutto l'insieme si tratta però della sola storia dell'uomo, da Adamo o Prometeo in poi. Tuttavia, di una storia del cosmo infinitamente più ampia, infinitamente prolungata all'indietro prima dell'uomo e in avanti ben oltre le forme della realtà fisica e biologica che ci sono ora note, manca nella nostra cultura e nella nostra poesia in specie il minimo sentore fino al secondo Settecento. Fin quando, cioè, geologia e paleontologia e astronomia cominciarono a esplorare e a far conoscere le ere di un universo non ancora, ovvero non più, abitato da esseri umani.
Non è inverosimile che il Foscolo, quando nei Sepolcri afferma che il canto delle muse vince di 1000 secoli il silenzio, senta forse per primo l'esigenza, sia pure in termini decisamente inadeguati, di una più congrua espansione nel futuro del tempo umano, correlata all'indefinita estensione del tempo cosmico. E anche in certe fantasie leopardiane, nei canti e soprattutto nelle operette morali, si percepisce la coscienza del tempo del cosmo, che tempo del cosmo e tempo della nostra storia non si identificano, che il tragitto della storia umana non è che un insignificante frammento del lungo tracciato temporale percorso con maestosa indifferenza dall'universo. Di questa epocale rivoluzione epistemologica il Tommaseo non era per nulla incline a prendere atto, e non sarà un caso che meglio disposti sembrino esservi stati precocemente due poeti a lui invisi, Foscolo e Leopardi. E si sarebbe tentati di supporre che la luce divina senza tempo di cui egli intride il cosmo miri fra l'altro anche o soprattutto a tutelarlo dalla vicenda dei mutamenti fisici e biologici attuabili nel corso di un prima e di un dopo incommensurabili. Meglio assai ne ragionarono invece altri poeti coevi, che il capriccio delle mode, e in specie una spero già smaltita ubriacatura per il nazional popolare, hanno forse messo un po' in disparte, ma che meritano tuttora una qualche attenzione per il contributo che seppero dare non solo a un rinnovamento di temi e di immagini nella poesia e persino di linguaggio, come si potrà percepire dalle poche citazioni che ho già fatto, ma anche a una più sostanziale, sebbene in parte inosservata dalla critica, definizione della moderna attitudine con cui ancor oggi i pochi superstiti del pensiero pensante guardano l'universo. Ed è così inevitabile che si ritorni in queste righe all'onesto nome di Giacomo Zanella, la cui Conchiglia fossile, edita per la prima volta in opuscolo nel 1864 e saldamente attestata per quasi 100 anni nel novero delle letture indispensabili, è oggi quasi dimenticata o peggio ricordata con volgare sufficienza. E rimane invece una delle testimonianze più intense e poeticamente più alte di quella conquista della storia remota del cosmo che vivifica temi e forme della cultura moderna. Nel 1863, un anno prima della Conchiglia, lo scienziato e divulgatore francese Louis Figuier aveva pubblicato con enorme e non immeritato successo, anche presso i letterati, La Terre avant le déluge, ed è plausibile che lo Zanella ne avesse avuto notizia e che il testo e forse ancor più le bellissime incisioni disegnate da Édouard Riou, l'illustratore medesimo dei romanzi di Verne, che corredono quell'opera, siano direttamente all'origine della sua ode. Fatto sta che del fossile raccolto sui Colli Iberici, lo Zanella non ha difficoltà a riconoscere l'appartenenza a una fase remotissima del mondo, a quel prima, insomma, di cui i poeti non si erano fino allora curati o non volevano riconoscere la legittimità. Occulta nel fondo di un antro marino, del giovane mondo vedesti il mattino, vagavi coi nautili, coi murici a schiera, e l'uomo non era.
comunque se ne voglia giudicare il valore, sta di fatto che in questi versi si esprime con la massima chiarezza il concetto che la natura non è mera cornice della storia umana e che alla poesia non compete soltanto l'esplorazione epica, lirica, satirica, eccetera, degli eventi in cui l'uomo è necessariamente parte come attore, come spettatore e come giudice. Si apre ora nella poesia e nella poetica ottocentesche uno spazio non metafisico ovvero intellettuale, bensì naturale ed oggettivo, in cui l'uomo non era. È lecito ora integrare quel tempo remoto e deserto di umanità in una più solenne storia del tutto, come avviene in questi altri versi dell'Ode La Veglia, pubblicata dallo Zanello, come La conchiglia fossile, nel 1864. Non quale la rischiari dai tuoi remoti padiglioni, o sole, era di terre e mari, opaca un dì questa rotante mole, cioè la terra, ma di disciolte lave e di zolfi roventi e di metalli, come infocata nave, l'erta scendeva dei celesti calli. Furo i graniti e furo i regni delle felci, a mano il seggio più sicuro fero gli spenti mostri al seme umano, dove gli mostri sono naturalmente i grandi rettili preistorici disegnati dal Riou, che adornavano la terre avant le déluge del Figuier, propiziando l'ingresso delle felci arboree e dei dinosauri nella fauna e nella flora poetica italiana, e ispirando per esempio anche Aleardo Aleardi, che in Monte Cercello tracciò l'impressionante quadro di un tempo non umano, remoto e feroce, infestato da giganteschi rettili marini e pterodattili, però che, avvertiva, natura con perenne di stragi e di battaglie alternarsi preluse al nascimento del suo re doloroso. Anche Giacomo Zanella, quando scrive nella Conchiglia fossile che l'uomo, ultimo giunto le ceneri preme di un mondo defunto, si mostra ben cosciente che nella storia del cosmo alla storia umana è concesso di occupare solo un'ultima, infima parte, e che la comparsa dell'uomo segue a una lunghissima serie di vite e di estinzioni. E per darsene una ragione non poteva accettare i presupposti dell'evoluzionismo ortodosso, ma aveva tuttavia il coraggio di non opporre a quella teoria uno sterile negazionismo come il Tomaseo, bensì di ricondurre l'origine della specie a un succedersi di atti creativi distinti, recuperando comunque la vertiginosa scansione temporale di quegli eventi remoti. E il suo uomo ultimo giunto non è certo il biblico Adamo. Per chiudere, occorre almeno qualche accenno alla sorte poetica del dopo, cui, come ho accennato, non si erano mai rivolti il pensiero e la poesia prima dell'Ottocento. Nella dottrina e nell'immaginario cristiano, fine della storia umana e fine dell'universo erano stati tutt'uno, dies illa solvet seclum in favilla. E gli angeloni del Belli, o meglio del personaggio naif cui egli dà voce, spegneranno i lumi e buonasera. Per millenni, insomma, è stato impossibile concepire una lunga durata futura di un cosmo ormai deserto di umanità e di memorie.
Tra i primi a farne qualche parola diversa in letteratura credo sia stato il Leopardi in alcune pagine delle operette morali, soprattutto nel dialogo di un folletto e di un ognomo e nel Copernico. Peraltro, più nello spirito di una ironica trovata irridente l'orgoglio e il finalismo antropocentrici, che non per vero interesse a postulare la realtà di quell'era a venire. Conterranea e ammiratrice di Leopardi era stata la poetessa marchigiana Maria Linda Bonacci Brunamonti, vissuta dal 1841 al 1903. È ormai sconosciuta ai più, ignorata ovviamente da Luigi Baldacci e Giuliano Innamorati nella canonica antologia ricciardiana di poeti minori dell'Ottocento, eppure degna di un'attenzione maggiore di quella che si suole dedicare alle esponenti e talvolta alle turbolente meggere della cosiddetta letteratura al femminile. Racconta ella stessa che quando era bambina suo padre la destava a notte alta per condurla sul tetto di casa a riconoscere le stelle. E sebbene dedicatasi poi alla letteratura, alla critica d'arte e alla pittura di fiori, non aveva rinnegato, come disse, l'irrequieto amor della scienza, perpetuo agitator degli intelletti, e continuava a interrogarsi sul cosmo e ad informarsene magari con la scorta dei molti volumi di alta divulgazione astronomica che dal 1865 al 1880 aveva frattanto pubblicato il Flammarion. Ammiratrice e corrispondente dello Zanella e dello Stoppani, sulla loro scia la Bonacci Brunamonti coltivò anche quella che fu detta, con definizione imperfetta, sebbene a suo tempo accreditata, la poesia della scienza. Compose infatti molti pregevoli versi, editi nel volume Nuovi Canti del 1887, sui fenomeni naturali, i crepuscoli purpurei del 1883, sono i fenomeni ottici provocati dalle polveri del vulcano Krakatoa. L'esplosione di Krakatoa offuscò il cielo fino all'Europa e Brunamonti scrisse un poemetto su questo fenomeno, i crepuscoli purpurei del 1883, fosforescenza marina, e cantò anche imprese tecnologiche, il cavo transatlantico, e in specie si impegnò nelle 3 parti del poemetto La Terra a cantare rispettivamente le origini, l'interno e l'esterno del pianeta. Nella parte riservata alle origini, la Bonacci Brunamonti, plausibilmente confortata anche dal recentissimo volume del Flammarion Le Monde avant la création de l'homme, venuto nel 1886 a rincalzare e ad aggiornare il già ricordato La Terre avant le déluge del Figuier, nonché visibilmente memore dei versi dello Zanella e delle Leardi, cui si è alluso poco fa, fantasticò anch'essa sulle lunghe età trascorse, quando, per lungo ordin di tempi, appariro e sparir come fantasmi febbrili, orride forme e paurosi mostri, pei caldi irrequieti climi della giovane terra. Dei mondi la nostra poetessa immaginò anche la fine nel poemetto del 1886 Stelle nere, ispirato, come scrisse, dalla notizia che, cito, esiste nello spazio, secondo che affermano gli astronomi, un gran numero di soli spenti, enormi palle nere intorno alle quali gravitano altre masse tenebrose nella invisibilità della notte infinita. È dedicato ad Antonio Stoppani.
E prima che in quello scorcio dell'Ottocento la poesia italiana tornasse all'abituale antropocentrismo pomposo o minimalista e rinunciasse, non so se per sempre, a cimentarsi con l'intera storia dell'universo e a divinarne la fine, la nostra Maria Alinda seppe evocare in pregevoli versi la visione oscura dei mondi, la visione grandiosa dei mondi oscuri e morti. Van roteando come nembi sferici per l'immenso sereno. Sarien beati se la vita avessero delle tempeste e dei vulcani in seno, ma sembran navi a cui rombando gonfiano la nera vela i venti. Fuoco a bordo non arde, il muto cassero porta il piloto e i passeggeri spenti. Così, corteo sinistro, i suoi cadaveri per l'orbita conduce, e mai speranza non ha di naufragio, e mai non entra in un porto di luce. La poesia abita qui. Ma il poemetto sarebbe da leggere intero, anche per chiudere, in perfetta simmetria speculare, un tragitto che si è mosso dalle intellettualistiche, teofaniche pirotecnie celesti del Tommaseo per giungere qui allo spazio oscuro, ove, erranti come vascelli fantasma e solo fuggevolmente illuminate da galassie e comete che avranno la loro stessa sorte, come il Sole e come la Terra, roteano enormi e sinistre le stelle nere la cui vita si è estinta in immani catastrofi e che non approderanno mai ad alcun porto di luce.